Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Bene, come potete ben vedere ci troviamo nuovamente all'interno della nostra campagna in single player, precisamente nel nostro territorio di guerra. Allora, le nostre unità sono riuscite ad avanzare questa selva oscura, hanno appena attraversato il ruscello e sono giunte appunto nei pressi della cittadina di Oscalis, nostro principale obiettivo per quanto riguarda la campagna con gli Iceni. Allora, i bambini di Bruta, accompagnati dalle spade del potere, sono giunti appunto nei pressi della cittadina nemica e hanno impiantato un assedio. Infatti la città è in fiamme. Dando un'occhiata alle statistiche di guerra possiamo certamente notare che gli avversari sono molto numerosi, sicuramente raggiungono quasi il nostro numero di unità, però possiamo ben notare che i nostri uomini sono certamente superiori. Allora, visto che abbiamo delle unità che sono abbastanza mal ridotte, non vorrei ancora farle combattere, quindi visto che tra 2 turni gli avversari a causa della fame o addirittura a causa della disperazione tenteranno di arrendersi, io direi ragazzi di aspettare magari qualche attimo per vedere un pochettino se possiamo evitare il conflitto. Per quanto riguarda queste nostre spie, hanno esaurito i loro punti battaglia. In questa regione avanzeremo con le nostre unità da Lupfrudum verso Rogion. Stanno arrivando anche delle ottime unità, stanno tentando appunto lo sbarco nel nord per cercare di espugnare questo splendido castello sul mare. Quindi io direi che è arrivato il momento di passare il turno ragazzi e vediamo un pochettino quello che accadrà. Allora, passiamo il turno. Bene, come avete visto ragazzi, la nostra campagna in Rome 2 sta procedendo abbastanza bene. Intanto si nota nel nostro mar Mediterraneo come Cartagine continua a muoversi da un ramo all'altro del territorio, dalla Sardegna addirittura alla Sicilia. Davvero un territorio molto ampio. Il nostro obiettivo adesso è quello di riuscire a liberare la cittadina di Belz, cittadina sicuramente della Suebbia, in modo tale da avere un pochettino le spalle coperte anche dall'ultimo frontone. Notiamo anche i nostri alleati, i nuovi uomini che abbiamo liberato, come si stanno pian piano riprendendo, ma ancora i Cantabri ci chiedono di partecipare alla guerra contro i Getuli. Ovviamente rifiutiamo perché non voglio entrare in guerra su 2 frontoni diversi. Meglio concentrare la nostra macchina bellica proprio in una sezione. Intanto ancora nel Mediterraneo i Cantabri continuano a scavalcare le onde. Vediamo un po' la Siranica. Ok, continuiamo alla grande. Intanto attenzione, e come ovviamente volevasi dimostrare, questa volta abbiamo proprio colto nel sacco gli avversari. Sono usciti dal loro recinto, diciamo, murario, e stanno sfidando le nostre 3000 unità che, come potete vedere, hanno proprio una forza maestosa. Nel nostro campo di battaglia potete vedere che in tutte le modalità le nostre previsioni sono alte. Ci lanceremo nella modalità aggressione per eliminare tutto l'esercito di guarnigione e quindi eviteremo tantissime perdite all'interno del nostro schieramento. Infatti potete vedere che abbiamo perso esclusivamente 100 uomini circa e la cittadina verrà occupata dai nostri uomini. Grandioso. Intanto i Goti, attenzione, intanto si muovono nei pressi del confine proprio con le loro unità principali. La Libia come al solito si aggira nei mari del sud. Benissimo. Allora ragazzi, come avete ben potuto vedere, la nostra campagna sta per volgere al termine, ma tranquilli che arriverà appunto una nuova avventura, come vi ho detto, con i nostri grandi macedoni. Partiremo dal sud, sarà un'avventura come dire al massimo della difficoltà, sia per quanto riguarda la sezione strategica, ma ovviamente sia per quanto riguarda la sezione bellica, in modo tale da aumentare il livello di divertimento allo stesso tempo. Allora, vediamo un po'. 81 a.C. La tradizione militare è stata appena assegnata ai nostri bambini di Bruto, che davvero hanno fatto un salto di qualità. Intanto Vodenos hanno intercettato gli ordini. Una spia nemica ha intercettato gli ordini trasportati dal tuo esercito. Ora il nemico dispone di vitali informazioni militari. E intanto una ribellione imminente in Suebbia. Attenzione ragazzi, a Lupfrudum sta succedendo qualcosa. Probabilmente dopo tutti questi anni di problemi a livello militare si stanno radunando degli schiavi per crearci qualche problema. L'ordine pubblico non sta bastando più. Allora vediamo un pochettino. Convertiamo questo vecchio altare in qualcosa di più interessante, come per esempio un altare di Rosmerta. Perfetto. Intanto con queste unità vediamo quello che possiamo fare. Allora, gli avversari sono sicuramente numerosi, però hanno probabilmente lasciato la cittadina di Rogion alle nostre unità qui nel nord. Allora, solo che non vorrei rischiare troppo. Avanziamo un pelino con le
con la nostra flotta. Ed eccoci qua. Allora, io direi ragazzi di prepararci proprio per il prossimo anno. Queste unità stazioneranno proprio da queste parti per riuscire a colpire nel segno questi nemici. I maledetti hanno mandato anche gli scudi del vento per sopraffare i nostri uomini qua su, ma ovviamente tenteranno di difendersi. Allora, la cosa adesso importante è cercare di eliminare gli ultimi superstiti di questa nostra guerra. Allora, Oryx vedrà di andare a sud e tenterà quindi di sabotare l'esercito militare fornendo del veleno. Anche la nostra la seconda spia, quella manipolata, vediamo un pochettino se va a segno. Attenzione, speriamo bene. Purtroppo non riuscito e hanno scoperto addirittura il nostro agente. Domani lo giustizieremo questo agente. Sabotaggio militare, un'altra fornitura di veleno. Vediamo se riusciamo ragazzi, sarebbe davvero fantastico. Vediamo un pochettino. Eccolo. Molto bene, allora, sabotaggio militare è riuscito. Il nostro uomo è riuscito a infiltrarsi, è riuscito a guadagnare anche un ottimo rispetto per quanto riguarda la comunità locale. Vediamo di renderlo questa volta ragazzi sempre più abile nell'infiltrarsi. Meno 6% la probabilità di essere individuato, più astuzia, più 10% la probabilità di scoprire agenti nemici. Quindi vediamo di utilizzare questa nostra capacità in più. Ottimo, allora, gli avversari sono stati un pochettino scossi. Con il nostro esercito alle spalle del potere vedremo di avanzare all'accampamento nemico, il quale appunto si è insediato nelle montagne del nord. Vediamo di sbaragliarlo, eccolo, vediamo di avanzare un attimino verso nord. Olè, un bel combattimento, 2000 uomini appunto contro le nostre unità principali, grandioso. Abbiamo ottimi arcieri, abbiamo anche degli ottimi combattenti corpo a corpo. Potrebbe essere davvero un'ottima battaglia combattuta su questa foresta rada. Adesso vediamo, intanto con la nostra risoluzione automatica andremo a perdere esclusivamente il 10% circa. Sicuramente i nostri uomini eguagliano la potenza nemica, però potete vedere quanta, ovviamente potete notare gli avversari non sono sicuramente superiori a noi, hanno un morale decisamente inferiore, ma ovviamente un'abilità nel corpo a corpo inferiore anche a noi stessi. Quindi vediamo di continuare con la modalità aggressione per riuscire ad eliminare tutti gli avversari su questo bell'altopiano nemico. Attenzione, si combatte con la nostra spada e potete vedere che abbiamo perso esclusivamente 211 uomini, neanche tanto, e ovviamente gli avversari vengono atterrati con un ottimo calcio nelle parti basse e finalmente messi a tacere in questa foresta appunto innevata. Grandioso. Adesso con questa vittoria siamo riusciti a ottenere un'ottima possibilità di ripristino per quanto riguarda i nostri uomini. Il nostro Ordwix da queste parti vedrà di fornire ancora più veleno a questi uomini. Perfetto, un ottimo sabotaggio militare. Il nostro Tax Maruglio, eccolo qui ragazzi, guardate un pochettino che esperienza, è un vero e proprio colonnello delle nostre file iceniche. Attenzione, purtroppo eravamo troppo lontani, non siamo riusciti ad arrivarci. Va bene, Tax Maruglio, vediamo se può decisamente eliminare questo assassino nemico, questo signore della guerra, manipolandolo. Un 95% di esito positivo, sarebbe davvero fantastico. Attenzione, col codino tipo Magua dell'ultimo dei Moicani, e un agente nemico ha disertato. Nessuno riesce a dire di no al nostro grande Tax Maruglio e sicuramente alla sua grande retorica. Vediamo un pochettino, abbiamo un altro signore della guerra al nostro cospetto, fantastico. Però adesso il problema sono gli schiavi qui da queste parti. Vediamo un pochettino nel sud quello che sta accadendo. Allora, gli Iceni stanno cercando di liberare la cittadina nel sud. Olè, eccola qui. Allora, vediamo un pochettino di cercare qualche pretesto per conquistarla. Intanto i cervi nobili stanno recuperando rapidamente le loro possibilità offensive, ovviamente nel territorio alleato, non essendoci più nemici. Grandioso, perfetto, questa città verrà conquistata al più presto. Mi sembra che nel sud stavamo reclutando qualcosa, ovvero qualche unità in più. Vediamo un pochettino, a Rimini la stavamo reclutando. Vediamo un po' cosa abbiamo da queste parti. Allora, io direi di attendere solo ed esclusivamente il prossimo turno per queste altre 3 unità. Queste vediamo di eliminarle dalla nostra commissione del furiere, per cercare di guadagnare anche qualche soldino in più, perché stiamo spendendo troppo ragazzi. Date un'occhiata a quanti eserciti che abbiamo appunto dispersi all'interno della nostra Europa. I bambini di Bruto, dimenticavo, hanno guadagnato un'ottima tradizione militare. Vediamo di dare un'ottima abilità difensiva corpo a corpo per tutte le unità di fanteria leggera e molto leggera, per evitare problemi a livello di attacchi nelle retrovie per quanto riguarda le cavallerie. Ottimo. Allora, visto che queste battaglie in precedenza erano davvero molto semplici, le ho giocate molto rapidamente, poiché questa battaglia qui nell'altopiano potrebbe essere interessante. Gli avversari sono superiori, hanno 2 eserciti, se così possiamo dire, superiori sempre a livello di numero, e i nostri campioni di Albione potranno davvero darsi da fare per eliminarli. Quindi vediamo di porci proprio al confine. All'Opofrudum come sta andando? La nostra città fortificata ancora non abbiamo l'opportunità di realizzarla. Ovviamente la catena barbarica, da queste parti stiamo migliorando la nostra capacità di reintegro, e per questo ci trincereremo intorno a un grande accampamento. E quindi passiamo il turno e vediamo ragazzi come
come al solito quello che accadrà. Davvero molto interessante questa campagna adesso negli ultimi anni, davvero non pensavo che diventasse, come dire, appunto diventasse così intrigante anche negli ultimi tempi combattere in questi territori un pochettino desolati, in questa tundra boreale del nord. Comunque ce la stiamo cavando anche abbastanza bene. Allora io direi ragazzi di continuare su questa strada. Cerchiamo adesso di eliminare le ultime unità dei Goti. Attenzione, l'attacco diretto, e questa è una battaglia molto interessante che possiamo combattere. Abbiamo circa 2000 unità, appunto, anzi sì, 2800 unità contro i nostri uomini qui nel nord, proprio quello che stavamo cercando. Allora ragazzi, cerchiamo di combattere questa battaglia al meglio, per cercare di ottenere il meglio. Allora, 81 a.C. nel nord, sicuramente col gelo che colpisce i nostri uomini, però notiamo come il generale e anche qualche truppa d'elite sia appunto degradata da qualche agente imprevisto, come per esempio qualche battaglia, qualche imboscata, qualche ondata di gelo. Quindi dobbiamo cercare di regolare bene le truppe, perché potremmo anche... Ed eccoci ragazzi finalmente nel nostro campo di battaglia, una battaglia davvero molto importante. Sto già iniziando a posizionare le nostre unità. Certamente non dobbiamo avere né paura dell'esercito nemico né delle condizioni atmosferiche avverse, poiché stiamo impersonando i vincitori di Obrauco e sicuramente non temono niente ragazzi. Sono i distruttori di qualsiasi cosa, davvero forgiati con il coraggio, con l'onore, con l'acciaio soprattutto, e hanno davvero scritto la storia del nostro popolo, dalla Caledonia ragazzi alla Mauretania. Davvero un esercito che ha attraversato mari e monti, e davvero questi uomini sono sempre i figli dei figli, pronti qui a combattere, e sicuramente detengono tantissime tradizioni militari. Il generale appunto è considerato la bandiera portante, nonostante quest'oggi sia un po' strappata. Date un'occhiata, gli mancano qualche 30-40 unità, però cercherà sempre al solito di essere al massimo. Cavallerie, una purtroppo, maledizione. Va bene, sarà una sentinella che si posizionerà qui. Ok, vediamo di metterla sulla destra, sul frontone est. Le nostre unità, vediamo soprattutto come dire, le nostre macchine d'assedio, vediamo di porle nelle retrovie, molto vicine alle nostre truppe, per cercare di essere concreti. Perfetto. Allora, io direi la cavalleria, mettiamola qui nelle retrovie, perché sarà proprio la cavalleria a difendere le nostre truppe di assedio. E iniziamo la nostra battaglia. Allora, io direi ragazzi di avanzare subito per cercare di colpire immediatamente. Allora, voi avete una portata abbastanza considerevole. Dobbiamo... Ah, stanno avanzando anche loro. Allora, io, visto che stanno avanzando anche loro, io direi di fermarci. Va bene, non importa. Però, visto che gli avversari stanno avanzando, le nostre baliste già riescono a far fuoco. Io direi di concentrare il fuoco sul centro. Qualcuno di voi mi ha detto di utilizzare il proiettile standard, e quest'oggi tenteremo ragazzi di utilizzare questi proiettili molto diversi da quelli che utilizzavamo in passato. Vediamo di fare più vittime in questi schieramenti molto ammassati. Attenzione, gli avversari avanzano in questa formazione con gli scudi appunto in alto. Si notano 30-40 tonnellate di pietre. Attenzione, avversari al tappeto. E ancora continuano i nostri uomini ad avanzare. Eccole dall'altra parte, ancora cannonate. Tentano appunto di farli a pezzi. Altri missili direttamente dalla nostra parte. Ancora, attenzione, gabbiani in cielo. Vuol dire che il tempo non è molto buono da queste parti. Sicuramente gli avversari l'hanno capito, e ancora continuano ad avanzare. I nostri uomini stanno cercando di farsi notare. Vediamo di utilizzare un proiettile avvelenato. Questo lo voglio provare per aumentare, per diminuire la gittata e l'attacco e la difesa corpo a corpo. E vediamo di continuare ragazzi. Ancora, vediamo di utilizzare anche un proiettile esplosivo. Quindi utilizziamo tutti e tre i proiettili. Eccoli ancora, i giovani germanici sono un po' scombussolati. Vediamo se i nostri uomini possono iniziare a far fuoco. Ed ecco che partono ragazzi a tutta forza, addirittura con un tiro infuocato per eliminarli al più presto. Ecco le frecce ragazzi, mamma mia. Vediamo un pochettino, le nostre spade sono pronte, vediamo se potranno scontrarsi al più presto. Ed ecco che partono dritti davanti a loro. Attenzione, basta con le macchine d'assedio. Ecco che addirittura si alzano in cielo delle nubi infuocate. Vediamo un pochettino, ecco che partono i nostri uomini diretti verso il combattimento. E eccoli, i nostri uomini ritornano indietro. Sembra davvero ragazzi la scena di un film. Ed ecco che appunto i nostri uomini iniziano a darsi da fare. Mamma mia, cacciatori di teste per adesso tutti i nostri uomini. Allora, gli arcieri tenteranno di far fuori le unità nemiche. Mamma mia, che attacco, che attacco. Vediamo un pochettino, ancora si continua. Un'unità farà fuoco al di sopra del generale. Eccoli qua, gli arcieri sono davvero molto importanti ragazzi. Infatti con la Macedonia sono molto contento di aver scelto la Macedonia, anche grazie al vostro aiuto, perché sicuramente è una fazione all'interno della quale ci sono tantissime unità. Attenzione, uno svariato numero di unità. Ok, perfetto, il generale nemico dovrà essere fatto a pezzi. È un maestro con spada. Intanto le nostre baliste ragazzi,
le baliste, ancora no, ancora no, ancora no, ancora no. Avanti ragazzi, qua sotto voi riuscite davvero a far fuoco? Vediamo un pochettino, sì sì, perfetto. I trabucchi a breve rientreranno. Oddio, il generale nemico, maledizione. Avanti, facciamolo a pezzi, ok? Eccolo, vediamo di eliminarlo. Allora, vediamo di mantenere la calma, perfetto. Le baliste stanno già facendo fuoco su questa marmaglia, ok? Vediamo di farlo a pezzi questo maledetto generale, ok? E di riprendere nuovamente la nostra postazione, perché se non riuscissimo davvero ad eliminarlo sarebbe un problema. Avanti ragazzi, entro un certo tempo, perché davvero se no questi qui ci distruggono. Ok, vediamo un pochettino di lanciare i nostri grandi proiettili avvelenati per adesso, per cercare di diminuire la loro potenza. Avanti, 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 cerchiamo di eliminarlo. 50 uomini rimangono 50 uomini, maledizione. Ecco che il generale nemico finalmente cede. Torniamo indietro, torniamo indietro, torniamo indietro. Intanto le nostre baliste stanno facendo fuoco. Ragazzi, fate fuoco, maledizione. Siete qui perché continuate? Ah, giusto, perché li avevo mossi. Ok ragazzi, continuate. Vediamo se con le nostre grandi con le nostre unità di schermagliatori riusciamo a fare del nostro meglio. Stiamo tornando un attimo indietro. Avanti ragazzi, ecco che partono, ecco che lanciano probabilmente cavalli, qualcosa del genere. Adesso dobbiamo però concentrarci sul fuoco. Ok, lanciamo, dopo aver lanciato questi cavalloni, proviamo a utilizzare il nostro proiettile standard come al solito. Eccoli, eccoli, eccoli. Vediamo se siamo rientrati in combattimento. Ok, i nostri uomini stanno già iniziando a far fuoco. Perfetto, partono addirittura cannonate infuocate da quella parte. Voi ragazzi qui, ok, cerchiamo di concentrare il fuoco su questo centro. Perfetto. Attenzione ragazzi miei, attenzione. Partiamo con le nostre lance in avanti. Le nostre spade sono quasi pronte. Le cavallerie, dove sono le nostre cavallerie? Faranno un giro da questa parte. Ok, perfetto. Attenzione, inizia il contatto diretto a fuoco. Avanziamo, avanziamo con tutti i nostri uomini. Potrebbe essere, il generale nemico è morto, perfetto, potrebbe essere pericoloso. Avanziamo, avanziamo, tutti gli uomini in avanti, tutti gli uomini in avanti. Avanti, avanti, avanti. Le nostre cavallerie qua. Perfetto. Ok, continuiamo. Il nostro generale seguirà i nostri uomini in battaglia, anche le nostre lance, i nostri combattenti con spada. Avanti ragazzi, cercate di avanzare. Perfetto, stanno per ingaggiare immediatamente il nemico su questo frontone, che è un pochettino scarno per quanto riguarda l'avversario. Le cavallerie colpiranno gli arcieri proprio alle spalle. Perfetto, continuate così, questo mucchietto di uomini. Concentriamo il fuoco sul centro, da questa parte. Tutti proiettili standard, come ci consigliano i nostri grandi ragazzoni. Perfetto, tutti i nostri uomini utilizzeranno la frenesia, che l'abbiamo conservata proprio per questo momento. Si continua, intanto da questa parte ancora i nostri uomini caricano alla grande con le loro frecce infuocate, ed ecco ancora le nostre baliste che lanciano in aria proiettiloni appunto infiammati. Eccoli qua, di onore e di gloria. Perfetto, e proprio quest'oggi risplende in questo campo di battaglia un'area nuova, area di vittoria anche in territorio ostile, e sicuramente i vincitori di Ubrauco non possono essere sorpresi da una truppa barbarica così appunto disorganizzata, anche se hanno raggiunto una... cioè, io avrei aspettato l'arrivo di tutti i rinforzi e poi avrei attaccato, però di fronte hanno avuto ragione, perché di fronte alla potenza delle nostre baliste nessuno sarebbe riuscito a vincere. Quindi una vittoria decisiva per il nostro popolo. Avete visto, gli avversari hanno perso 2300 uomini, di cui la balista numero 1 ha ucciso 400 uomini, ovvero ha fatto fuori 4 unità circa, diciamo, o 3 unità e mezzo, secondo come volete vedere il tutto. Comunque anche i nostri arcieri sono stati fondamentali. Date un'occhiata, le truppe dei frombolieri più esperte hanno atterrato 116 uomini, ma ovviamente i nostri spadaccini sono riusciti a fare del loro meglio, e quindi anche i suebi non sono riusciti a ottenere quello che speravano. Non hanno distrutto la nostra grande potenza icenica, possiamo definirla una potenza adesso coloniale. Sta invadendo tutto per espandere i propri territori, anche per investire nuovi capitali in territori esteri, per migliorare sempre le proprie capacità interne. È davvero una potenza, ragazzi, molto importante. Ho visto che è davvero molto importante utilizzare una fazione del genere, perché i barbari, come per esempio gli iceni, possono sembrare stupidi, ma se utilizzati bene, appunto come abbiamo fatto noi in questi ultimi anni, appunto li abbiamo fatti diventare una vera e propria potenza mondiale a livello europeo. E allora vediamo un po' quello che accade. Cerchiamo, eccoci qua. È vittoria decisiva. Avete visto le statistiche in passato, non abbiamo catturato nessuno, credo. Va bene, e crollano anche alla cittadina di Belz diverse unità, scappano, si rifugiano dentro, appunto hanno suonato il corno di Gondor e sono rientrati dentro, perfetto. Ma adesso tenteremo quindi la conquista diretta e la liberazione di questa cittadina proprio immediata. Vediamo un pochettino ancora i Cantabri nel sud, perfetto. Mamma mia ragazzi, non so se ve l'ho ripetuto già un paio di volte, ma
come vi ho detto, i miei nuovi progetti a livello di videogame sono appunto innovativi. A breve uscirà Tropico 5 e come vi ho detto cercherò di giocarlo, di effettuare una bella campagna con voi. Ovviamente cercherò di seguire quasi lo stesso schema che avevo con i vecchi giochi gestionali, come il vecchio Tropico, il vecchio SimCity, e cercheremo quindi di giocarlo al massimo. Poi vedremo sicuramente le novità. Allora, una nuova battaglia per il nostro nuovo fronte, sicuramente la combattiamo ragazzi, vedremo le nuove unità da imboscata, come si comportano. Siamo sicuramente in svantaggio poiché gli avversari sono migliori a quanto dice la nostra schermata, però sicuramente dobbiamo combattere per difendere l'Upfrudum. Quindi ragazzi, altra battaglia nel cassetto, però questa volta abbiamo delle unità completamente integre. Il problema, se si può chiamare problema, è che arma da distruzione di massa, qual è quest'arma? Ma sicuramente il nostro esercito. Comunque i campioni di Albione, il problema è che abbiamo troppe unità forse da schermagliatori, quindi probabilmente possiamo avere problemi perché non abbiamo molti uomini per il combattimento corpo a corpo, a differenza dell'avversario. Bene, vediamo un pochettino come possiamo organizzarci. Bene ragazzi, eccoci finalmente all'interno del nostro campo di battaglia. Allora, vediamo un pochettino quello che è successo. Avete visto nella sezione delle statistiche la quantità di uomini avversari, e quindi visto che il nostro esercito si basa questa volta principalmente su delle unità di schermagliatori come frombolieri, schermagliatori britanni con lancia, infuocata o non infuocata se ce li abbiamo disponibili, e ovviamente cacciatori con arco lungo, ho ideato una formazione che l'ho denominata proprio adesso a punta di freccia per valorizzare questi uomini in modo particolare, e ve la farò vedere adesso. Siccome abbiamo delle unità da imboscata che non possono essere viste, vedete che sono accovacciate qua a terra, proprio in prima linea, gli avversari non li vedranno immediatamente, questo potrebbe essere sicuramente un vantaggio. Bene, guardate un pochettino la mia nuova formazione, proprio a punta di freccia. In prima linea queste unità da imboscata che gli avversari non vedranno per un certo periodo, poi li scopriranno, ma sicuramente sarà un po' troppo tardi, spero, per organizzare le loro unità, quindi è una tattica a prova, però potrebbe essere utile. Allora, la prima sezione, schermagliatori britanni con portata limitata. Perché questo? Per riuscire a colpire gli avversari nemici molto rapidamente quando la truppa principale si scontrerà per quindi combattere nella mischia. Seconda linea, troviamo dei lancieri scelti per evitare problemi con le cavallerie. La terza linea è composta dai frombolieri britanni con una portata decisa, abbastanza elevata, e ovviamente nell'ultima linea altri frombolieri con i cacciatori con arco lungo, in modo tale da aumentare la portata nel momento in cui aumenta la distanza. Più vicini siamo, più diminuisce la distanza. Quindi gli schermagliatori possono essere molto utili perché hanno un danno superiore ai nostri frombolieri. Potete vedere 23 contro 24 e faranno più male. Inoltre hanno capacità migliori essendo più vicini, possono essere più precisi. Quindi vediamo di colpirli proprio direttamente gli avversari quando si avvicineranno. Le cavallerie sono poste sul frontone est per tentare un aggiramento. Non le ho messe sul frontone sinistro per evitare di spezzare troppo l'esercito, non sapendo da che parte arriveranno i rinforzi. Possiamo notare anche carri alleati dalle nostre parti nelle retrovie, quindi tentiamo ragazzi di avanzare proprio da questa parte. Avanziamo le nostre unità di carri anche qui sotto, va bene, avanziamo con queste cavallerie proprio da questa parte. Dobbiamo cercare di aggirare il nemico. Allora, il nemico dispone di leve con lancia, altre leve con lancia. L'avversario sta fuggendo però dall'altra parte questa volta. Altre leve, entusiaste, ok, cavalieri, sentinelle. Vabbè, un esercito molto simile al nostro, solo che si differenzia dalla sua, come dire, dalle sue tipiche unità. Comunque sono come al solito schermagliatori, spadaccini, sempre roba del genere. Allora, avanziamo con queste, perché io temo ragazzi che i nemici con questo grande numero di unità ci attacchino per primi, quindi sicuramente ho dovuto impostare questa formazione un pochettino più strana per cercare di assorbire il colpo nemico al meglio, diciamo. Attenzione che gli avversari possono anche attaccarci da questa parte. Era meglio spostare le cavallerie sull'altro frontone per attaccarli alle spalle. Va bene, però per adesso rimaniamo qui. Ok, sarà un po' dura spostare le unità al più presto. Infatti vediamo di metterci bene. Perfetto, i nostri uomini stanno avanzando. Vediamo come va. Vediamo di metterci proprio qui. Ok, stanno avanzando i nemici, stanno avanzando. Una tattica un po' di prova ragazzi, forse andrei a perdere molto così. Vabbè, però è una tattica che voglio provare, l'avevo già pensata in passato. Vediamo di attuarla immediatamente.
attenzione. Ed ecco davanti a noi una macchia rossa, probabilmente l'avversario. Eccolo qui, le leve in prima linea, generale in prima linea. Noi generale mi sembra che non ne abbiamo. Oh sì, col carro, va bene. Ecco i nostri uomini che si stanno posizionando. L'avversario non vede le nostre unità, questo è il bello. Vede solo degli umili uomini che avanzano, degli umili, come dire, degli umili schermagliatori. Eccoci. Allora ragazzi, io dovrei fare una cosa abbastanza rapida. Cerchiamo di metterci qui con le cavallerie. Cerchiamo di aggirare, perché se davvero riuscissimo a colpirli di dietro sarebbe fatta. Vediamo di posizionare i nostri carri anche da questa parte. Il carro da guerra come dire, offensivo più a sinistra. Ok. L'avversario ci attende, ragazzi, e finalmente si muove. Si muove incessante. I nostri uomini odono addirittura il rumore dei loro passi sul terreno. Eccoli che avanzano a petto nudo con 0 gradi. Benissimo, fantastico. Allora, eccoci qua. Allora, il mio obiettivo è non attaccare subito, cioè tentare di aspettare il nemico fino a un certo punto. Cioè questa è la mia tattica, attendere che l'avversario avanzi troppo con le unità in modo tale da non vederle e poi quindi colpirci. Vedete un pochettino dove arriva la portata dei nostri uomini, davvero fantastica. Vediamo di metterci bene. Forse dovrei spezzare queste due linee, forse metterne una qui e una qui, potrebbe essere anche un'altra idea. Quindi così ragazzi, date un'occhiata, forse è un'idea abbastanza importante. Vediamo di metterci qui, vediamo, l'ho pensata adesso. Muoviamoci però, maledizione. Oddio, attenzione, attenzione, una cavalleria forse ce la dobbiamo tenere qua per evitare problemi. E l'hanno scoperti adesso, ragazzi. Inizia il combattimento, le cavallerie girano. Attenzione, vediamo, ecco i nostri uomini che fanno già fuoco. Perché, oh no 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 no, c'era la modalità schermaglia, maledizione. C'era la modalità, no, mi ero dimenticato di togliere la modalità schermaglia. No, maledizione ragazzi, ci hanno fregato. Maledizione, perché hanno ceduto i nostri uomini? Ah, mi ero dimenticato della modalità schermaglia. Maledizione, perché? No, me l'ero dimenticata. Avanti ragazzi, iniziate a colpire le nostre cavallerie di dietro. Avanti, 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 avanti. Cercate di andare in avanti. Non ha funzionato perché non ho utilizzato la modalità schermaglia. La dovevo togliere la modalità schermaglia. Ragazzi, dovete rimanere al vostro posto. Maledizione. Vediamo di rimanere qui dietro. Avanti che inizia il combattimento. Vediamo di spostarci appunto alle retrovie. Avanti, inizia il combattimento. Avanti ragazzi miei. Vediamo di utilizzare la nostra tattica. Avanti, 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 avanti. Attacchiamo, attacchiamo, attacchiamo. Avanti, attacchiamo. Ma perché questa dannata modalità schermaglia? Voi siete le truppe principali, dovete resistere. Avanti. Ecco i nostri uomini da questa parte, le nostre cavallerie nelle retrovie. Forza, avanti, avanti, avanti. Vediamo se possono avanzare, perché stanno scappando, maledizione. Stanno scappando i nostri uomini. Avanti, avanti, il nostro generale da questa parte. Oh no, i nostri uomini stanno scappando, ragazzi. Vediamo di colpirli, maledizione. Perché non hanno resistito? Forza, forza, forza. Vediamo di continuare a colpire, vediamo di continuare a colpire. Mamma mia, le nostre unità, ragazzi, sono state falciate. Non hanno tenuto la linea di combattimento, sono scappate indietro davanti appunto agli avversari. Vediamo se possiamo un attimino ritirarci con queste unità. Forza, andiamocene via, andiamocene via. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. No, mi sono dimenticato di togliere, ragazzi, la modalità schermaglia. Infatti, certamente, maledizione, cerchiamo di scappare. Purtroppo, ragazzi, gli avversari ci hanno fatto secchi davvero in un modo davvero mirabile per quanto riguarda appunto la loro formazione. Dovevo togliere la modalità schermaglia. Con la modalità schermaglia tolta, gli uomini avrebbero mantenuto la formazione. Invece così davvero ci sono saliti addosso. Hanno colpito i nostri schermagliatori per primi. E niente, dobbiamo certamente fuggire. Ed ecco ragazzi, purtroppo sconfitta decisiva per un piccolo errore. Le nostre unità sono state appunto sbaragliate. Abbiamo perso circa 700 uomini. Dobbiamo ritirarci a Lupfrudum per evitare di essere conquistati anche da questa ultima truppa. Però grazie al cielo se ne stanno andando. Stanno tornando a Rogion per paura di essere conquistati. Mamma mia, avete visto ragazzi? Non ci ho pensato di togliere la modalità schermaglia. Cioè, in pratica non mi è venuto neanche in mente che i nostri uomini potessero indietreggiare. Infatti, però ovviamente da unità di schermagliatori era normale tornare indietro, ma non sapevo neanche che le nostre unità, come dire, da imboscata potessero, come dire, tornare indietro, perché essendo unità da combattimento corpo a corpo non penso che hanno la modalità imboscata, la modalità schermaglia. Invece ce l'avevano, maledizione. A quanto pare, vabbè, la prossima volta, ora l'abbiamo capito, la prossima volta non ci faremo più fregare. È una tattica che davvero può funzionare, però una morte onorevole per il nostro generale. Vediamo di assumerne un altro. Vediamo un pochettino. Ok, gravida sperturno, lasciamo perdere, l'importanza dobbiamo toglierla. Perfetto, ok, 10% morale per tutte le unità, fantastico. Eccolo qui, i nostri campioni di Albione adesso rientrano in patria per recuperare. E la nostra truppa alle spade del potere vedrà di avanzare proprio da questa parte. I nostri spioni entreranno invece in territorio nemico per capire cosa si cela in questo baluardo avversario. Allora, sono davvero molto ben organizzati, abbiamo le macchine d'assedio e questo è importante. Dove possiamo sbarcare? Vediamo se possiamo sbarcare. Ecco, adesso c'è di nuovo un altro problemino. Credevo di aver
vinto la battaglia, ma invece dobbiamo per forza muoverci da qualche altra parte. Ok, allora, vediamo un pochettino di vedere un po' come possiamo muoverci. Sempre 3 turni ci vogliono, quindi vediamo di in 3 turni di sbarcare qui in questa specie di costa e arrivare immediatamente verso questa zona. Allora, tutte le nostre unità, tutti i nostri agenti tenteranno di bloccare queste ultime unità dei Goti proprio sul frontone nemico, per evitare quindi che si muovano molto rapidamente. Marcia forzata per i nostri uomini, li facciamo proprio avanzare, ragazzi, al confine. Queste sono le spade del potere. Perfetto, ok, vediamo di metterle proprio al confine, qui. Benissimo, cercheranno di stare ferme. Intanto arriveranno dall'altra parte, arriverà il volere di Andraste. In un paio di turni riuscirà a sbarcare e tenterà quindi di conquistare questa dannata cittadina. Allora, Alabo, vediamo cosa sta accadendo. I cavallucci di mare, vediamo se possono sbarcare. Che unità abbiamo qui? Ah, un esercito ribelle. Maledizione, ragazzi, ma ha problemi davvero uno dietro l'altro. Allora, vediamo di fare qualcosa. Qui nel nord, vediamo la nostra flotta. Vediamo se... non credo che riuscirà ad eliminarli, quindi vediamo un pochettino. Abbiamo esaurito tutto per quanto riguarda le nostre unità. Credo che ci sia però una buona guarnigione. Si devono mettere anche i ribelli contro di noi. Va bene, per adesso nel nord lasciamo perdere la situazione com'è. Allora, abbiamo i nostri cervi nobili che stanno recuperando a Belz. Stiamo invece vincendo alla grande. Tenteremo di spostarci e conquisteremo questa bellissima cittadina, magari con le nostre unità. Ok, 86%. Attenzione, colpiamo gli avversari e atterriamoli. Grandioso. Allora, vediamo di riprendere questa bella cittadina liberandola. No, non si può liberare. Perché, maledizione? Saccheggia, radia al suolo. Va bene, allora purtroppo dobbiamo occuparla, maledizione. Va bene, occupiamola e tentiamo quindi di farla nostra. Grandioso, cittadina di Belz sotto il nostro controllo. Perfetto, è ovviamente una regione della Silesia, è una parte della regione Silesia. Quindi i vincitori di Obrauco sono da queste parti. Vediamo di riparare questa bella cittadina, ok, e di renderla quindi autonoma. I nostri vincitori di Obrauco rimarranno qui finché non otterranno il massimo del ripristino. Ok, perfetto, da queste parti aumentiamo ancora il nostro esercito con una nuova tradizione militare. Un tempo a resistenza dell'assedio, ok, può essere un'ottima. Vediamo invece questo. Autorità, meno 4% delle truppe mercenarie, 8% capacità di movimento nella mappa con il nostro generale. Allora, siamo un pochettino a corto di uomini. Vediamo quello che succede. Da queste parti l'ordine pubblico sta migliorando rapidamente, quindi la nostra banda di mercenari, ovviamente spioni, dovrà fare qualcosa. Quindi intanto questo è un popolo solido. A Rogion ci saranno problemi per entrare. L'ordine pubblico è salido, quindi saldo, ragazzi, scusate, volevo dire solido, però vabbè. Vediamo di assassinare magari il generale nemico con una spada nascosta o addirittura demolire l'esercito piano piano, davvero con il passare del tempo, col veleno continuo. Quindi una fornitura di veleno. Fallimento tempestivo, addirittura. Sono riusciti a recuperare il costo del loro tentativo. Davvero non vogliono cedere questi uomini nemici. Un altro sabotaggio militare con una fornitura di veleno. Vediamo se riusciamo ad atterrarli. Attenzione, vediamo un pochettino. Questa volta è riuscito. Cerchiamo, ragazzi, di indebolirli, ragazzi, fino al punto di farli a pezzi con le nostre unità. Allora, eccoli, un altro sabotaggio militare, altra fornitura di veleno, 30%. Questa volta non so se riusciamo. Attenzione, è riuscito, grandioso. Ecco i nostri uomini ancora, come dire, gli avversari sempre meno integri. Perfetto. 3 spie. Dax Maruglio, quanti anni ha Dax Maruglio? 70, 74 col bastone, mamma mia. Vediamo un po'. Sta per sbarcare il volere di Andraste con 2 macchine d'assedio. A Lupfrudum, vediamo un pochettino. Sta andando tutto per il meglio. Ad Alabu, maledizione, c'è un problema qua su, non possiamo far niente. Magari possiamo reclutare qualche altra unità. Abbiamo troppi mercenari però. Allora reclutiamo ben 3 incursori d'assalto per stare tranquilli qua su, ragazzi. Anzi ben 4, perché potremmo avere grossi problemi. Quindi quest'ultimo baluardo davvero, ragazzi, ci creerà problemi, perché le nostre unità, avete visto, sono state sconfitte sul fronte. Bene, comunque questo l'esercito dei campioni d'Albione non era molto cioè era una truppa un pochettino improvvisata, però abbiamo sperimentato una nuova tattica che davvero, se avessi tolto l'opzione schermaglia, forse avremmo vinto la battaglia, anche se eravamo 200 uomini in meno. Allora, Rogion va bene, qui sul fronte abbiamo imposto le nostre spade del potere. Qui come sta andando? Ah, vero, mi ero dimenticato, avevamo già commissionato altre truppe qua sotto. Vediamo un po' se è vero. Eccole qua, le nostre lame di Bella Latut Gross, qualcosa del genere. Allora, inviamole nel nord e attendiamo il prossimo turno.
Bene ragazzi, allora, bentornati nel 79 a.C. Allora, Ordwix è stato scoperto, Yatta sempre nel sud continua ad aumentare la sua popolarità, la popolazione è travagliata in Silesia e infelice in Suebbia. Va bene, allora, vediamo di regolare il tutto. Fazione incontrata, gli Esti, intanto un'alleanza negoziata tra gli Esti e i Norici, una fazione in ascesa. Allora, non ci sono grossi problemi. Comunque, con queste unità sbarchiamo, speriamo di sbarcare, e in 2 turni riusciremo ad arrivare al punto perfetto, deciso. Allora, arriviamo adesso al nostro obiettivo. Con le nostre unità vediamo di continuare a creare problemi in questa cittadina. Si stanno raggruppando ragazzi, quindi continuiamo a sabotarli. Sabotaggio militare anche da questa parte. Vediamo un pochettino. Allora, non riuscito. Questo dannato, come dire, agente che abbiamo manipolato è sempre inconsistente, cioè non riesce a fare nulla. Vediamo di ragionare ancora. Questa volta è riuscito, continuiamo a sabotare. Dobbiamo tenerli occupati, non dobbiamo far ripristinare nessuna unità finché i nostri uomini dal sud non arriveranno. Attenzione, altro sabotaggio. Scusate un attimo per l'interruzione, comunque ho mandato in avanti anche Orfl, il nuovo agente, è riuscito a fare anche del suo meglio, però adesso toccherà al nostro Tax Maruglio continuare a creare sovversioni militari nell'accampamento nemico, magari colpiamo le unità ancora più consistenti come questi giovani germanici, vediamo di indebolirli a tal punto da farli ritirare completamente, eccoci, attenzione, vediamo il colpaccio, ecco Tax Maruglio, sovversione riuscita. Allora, abbiamo eliminato quasi tutto l'esercito ragazzi, potete vedere che è proprio inconsistente con tutto il nostro veleno. Però adesso dobbiamo stare attenti perché le nostre spade del potere potrebbero attaccare queste unità avversarie. Però davvero ci sono molti rischi. Intanto qua con questi dannati eserciti ribelli continuano sempre a aumentare, ad aumentare. Quindi davvero potrebbero creare problemi anche da queste parti. E allora vediamo un po'. Io direi con queste unità un attimino vediamo che possiamo fare. Anche se dovessi sbarcare. Allora vediamo un pochettino di capire. Se dovessi sbarcare un attimino qui, vediamo quello che succederebbe. Sbarchiamo, non possiamo sbarcare, solo una flotta. Vediamo, niente, dobbiamo solo stare ad attendere questi maledetti. Niente, allora dobbiamo fare qualcosa di più rapido. Dobbiamo conquistare questa dannata città prima che ci distruggano i ribelli nel nord. Allora, qui abbiamo questi cervi nobili che devono sbrigarsi. Hanno recuperato le forze, quindi muoviamoci. I nostri campioni d'Albione sono quasi pronti. I bambini di Bruto, se lasciano la cittadina, ancora l'ordine pubblico è perfetto. Quindi siamo a posto, ok? Ma perché è perfetto? Perché abbiamo messo un esercito qui, va bene, intanto con questa unità marcia forzata, dirigiamoci al confine. Queste unità avanzano nel territorio nemico e adesso ragazzi li sbaraglieremo immediatamente. Allora ci mettiamo no, mettiamoci un pochettino più indietro. Voi in avanti, voi ancora un pochettino più in avanti e a breve tenteremo l'assalto. Stanno arrivando le altre truppe dal sud. Speriamo ragazzi di resistere. Io con gli ultimi soldi che ho a livello di monete tenterò di creare proprio una vera e propria flotta anche di mercenari, se possiamo, incursori tiro medio, eccoli qua pronti per cercare di fronteggiare l'attacco ribelle che si sta facendo sempre più grande. Quindi vediamo se possiamo cercare di bloccarli. Allora vediamo un pochettino. Bene, abbiamo raggiunto quest'oggi il nostro obiettivo. All'interno del prossimo gameplay ragazzi vedrete un'altra bella battaglia proprio decisiva. Questa volta sarà proprio l'assalto finale per distruggere l'ultima cittadina che era nostra. Però avete visto un pochettino i Goti come ci hanno dato fastidio e quindi forse riusciremo a ottenere il controllo decisivo di tutto ciò che ovviamente ci spetta. Quindi ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti.